Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Oggi ascolteremo e dialogheremo con Antonino Nicosia, al quale do il benvenuto, che è il nostro ospite di oggi, e come sempre do il benvenuto a padre Salvatore Bucolo, compagno di viaggio in queste edizioni, già siamo al secondo anno di Parliamone. Come sempre introduciamo il nostro viaggio per conoscere Antonino con un video. Vi dico anche il titolo della puntata di oggi, che Io mi muovo, non sto fermo, ma sentiamo e vediamo il video che hanno preparato come sempre i nostri ragazzi. Hai preso o stavi per prendere scelte sbagliate nella tua vita? Magari di fronte a un bivio non sapevi quale strada prendere. Facile cadere in tentazione e prendere la scorciatoia, ma non sempre la soluzione giusta. Affida le tue difficoltà a qualcosa che viene dall'alto, affida tutto al Signore. Sappi che lì puoi trovare veramente un modo per rinascere dall'alto. E ti darà sicuramente la risposta giusta. Ecco Antonino, il nostro video dice facile cadere in tentazione, prendere strade sbagliate. Non vogliamo dare per scontato certe cose. Tu ci hai detto, e sei qui anche per raccontare un po' la tua storia, il tuo vivere in determinati quartieri dove magari la disoccupazione è alle stelle, dove è facile trovare strade, come dire, più allettanti, che però sono illegali. Tu vivi a Catania, hai vissuto nel quartiere dei Cappuccini, dove sei anche cresciuto perché hai frequentato e continui a frequentare da volontario non solo il quartiere ma anche Casa Betania, che è l'associazione dei Cappuccini, dove si fa GRES, si fa dopo scuola, tu dai una mano ai bambini e in estate stai anche con loro. Poi ti sei trasferito anche a San Cristoforo, insomma sono tutti quartieri molto belli di Catania, però anche considerati difficili, soprattutto per i giovani. Ecco, qual è la tua esperienza e perché dici io mi muovo sempre? Ma io sono cresciuto in un contesto, diciamo, diverso. Io ho avuto sempre la mia famiglia dietro che mi ha sempre seguito da bambino, quindi prendere strade sbagliate, avendo degli esempi di famiglia importante, non tendi a prenderli, perché comunque non vuoi dare dispiacere a tuo padre, a tua madre, o comunque cerchi sempre di non dare peso ulteriore a quello che già c'è nella vita quotidiana di noi persone. E quindi cerchi sempre di migliorare te stesso, fare qualcosa nella tua vita che ti permette di non sbagliare. Tu vuoi sempre essere, diciamo, sempre una persona migliore giorno per giorno. E tendi quindi a non prendere strade sbagliate se sei anche abbastanza seguito. Certo, la famiglia è importante, Don Bucolo, soprattutto nella società di oggi. Ecco, la famiglia è importante perché i ragazzi possano avere dei valori e camminare su una strada dritta. Ecco. Esatto, e Antonino è la primissima cosa che lui ha detto, il fatto che se io desidero diventare una persona migliore giorno dopo giorno, ed è bello questo perché si diventa migliori perché c'è una gradualità, c'è una quotidianità, c'è un giorno dopo giorno, un passo dopo passo, e perché dietro c'ho una famiglia che mi sprona e mi insegna le cose vere, le cose importanti, le cose preziose. Quindi comprendiamo il valore altamente educativo della famiglia, che aiuta i giovani a cercare le cose vere. Io utilizzo un termine che potrebbe essere improprio, ma in realtà è importante: le cose sante, le cose alte. Poco fa questo video parlava di cose alte, e la cosa bella è che Antonino le sente sue, si sente attratto da queste cose alte. A me non basta vivere per sopravvivere, perché devo tirare a campare. Voglio vivere perché voglio cercare queste cose, e la famiglia sicuramente diventa un sostegno unico e straordinario. Antonino, tu hai studiato, ti sei preso un primo diploma? Io ho un attestato. È un attestato. Di cucina in un corso professionale, però diciamo che oggi non mi serve più a niente perché non ne faccio uso, perché la cucina per me non, diciamo qui in Sicilia o comunque al sud viene pagata poco e niente, quindi preferisci fare magari altri lavori piuttosto che la cucina.
tu sei stato e continui a lavorare almeno Nell'ambito dell'edilizia. Nell'ambito dell'edilizia. Sappiamo quanto siete stati impegnati, soprattutto con i famosi super bonus. C'è stato tanto da lavorare. Adesso quali sono invece i tuoi sogni, le tue aspirazioni? Sempre continuare nell'edilizia? Sì, magari continuare nell'edilizia, però avere magari partire, no? Lavorare fuori, quindi in zone dove magari le paghe sono migliori, perché oggi puoi prendere quanto su per giù? 800, 900 euro al mese. E diciamo che per fare un tuo futuro o una possibile famiglia futura è molto più difficile. E quindi oggi uno degli obiettivi che ho io personali è di andare fuori a lavorare. Lasciare questa città, Esatto. lasciare la città. Lasciare la nazione più che la città. Addirittura la nazione, ma tu mi dicevi fuori onda che avresti anche la voglia di tornare tra i banchi, prendere un diploma. Prendere un diploma di elettrotecnico, perito elettrotecnico. Perito elettrotecnico, perché ti piacerebbe, ecco, specializzarti in questo. Avere anche un pezzo di carta in più al curriculum da aggiungere, perché oggi è importante avere più che altro il diploma, che ti fa capire anche più cose, no? Quindi c'è la gente che a me mi chiedono molto spesso, al posto di dire con l'attestato non puoi fare praticamente nulla, il diploma invece ti aiuta a entrare anche in aziende, ditte e cose varie. Quindi torniamo sempre al tema di questa trasmissione, mi muovo, non sto fermo, mi voglio migliorare e voglio cambiare. Cosa ti ha insegnato vivere nel quartiere dei Cappuccini, San Cristoforo, in questi quartieri diciamo considerati popolari? Allora, in primis mi ha insegnato a vivere, perché oggi impari a vivere stando in mezzo agli altri, no? Quindi amici, parenti, perché comunque tutti i miei parenti sono cresciuti in quartieri diversi, ma anche in zone importanti come per esempio anche Librino, che non è stato menzionato come quartiere, o Cibali, o tutti questi quartieri così. Quindi ti imparano a vivere, a crescere, a formarti, a avere un altro tipo di mentalità. Antonino, stiamo vedendo delle foto, queste sono foto che hai scattato tu, sì, perché hai voluto partecipare a una mostra organizzata dalla Caritas. Queste sono le aiuole, che cosa sono? Fiori? Dove? Sono fiori... Dove l'hai scattata? Mi pare che questa? siano rose, al Castello Ursino. Ah, ecco, questo è il Castello Ursino, sei stato attratto diciamo da queste... questa è una panchina appunto. Questa è una panchina che... Il significato è una cosa diversa, perché questa struttura è la scuola dove andavo io alle elementari e all'asilo, ed è quello che vedevo nella quotidianità, quindi i tricicli quando eri piccolo, il pallone, le cose che inseguivi quando eri bambino. Dove sei andato a scuola quando eri piccolo? Al Sacro Cuore, dalle suore Betlemite. E poi ci dovrebbe essere una foto tua che poi è stata proprio scelta, foto mostra, che è stata scelta proprio per la mostra organizzata, ed è questa. La foto sì, della Porta di Legno, esatto. La Porta di Legno. È una foto che ho scattato io personalmente, mi piaceva il momento, comunque quando fai uno scatto non è quello che tu scatti, è il momento che ti deve colpire quando tu fai magari una foto. E questo è quello che ci avevano anche insegnato i videomaker che ci hanno fatto il corso. Voi dovete amare in primis il momento dello scatto, quello è la cosa più importante. E a me è piaciuta questa porta, ho detto facciamo la foto. Ti ha trasmesso un'emozione, qualcosa per cui hai voluto fermare con la tua macchina fotografica, esatto, questa. Don Bucolo, vediamo in questo ragazzo la voglia di fare. Sì. Ha partecipato a questo corso, si è impegnato nel realizzare delle foto di questa mostra. C'è una vitalità in lui che è veramente esemplare. Da stimare, soprattutto di rivalsa. C'è un ragazzo che anziché starsene fermo, o a piangersi addosso, che è la cosa molto più comune, quello di lamentarsi, la società, la città, il mondo non mi offre, che è una cosa purtroppo un luogo comune. Lui invece reagisce in modo determinato, in modo forte, in modo chiaro, ed è anche molto importante ciò che lui dice, che secondo me è uno schiaffo per noi mondo adulto. Lui
in modo forte, in modo senza peli sulla lingua, perché la cosa bella è che i ragazzi le cose le dicono senza diplomazia ma senza peli sulla lingua. Ha detto: io desidero lavorare, ma non qui, fuori, ma anche fuori dall'Italia. Che significa? Significa che probabilmente lui, nella sua esperienza reale, perché lui se dice questo non lo dice con un discorso tanto per dire, ma perché lo ha sperimentato, il mondo attuale non gli offre l'opportunità di poter avere un lavoro dignitoso, un guadagno che gli permette chiaramente di portarsi avanti e, perché no, di costruire il suo futuro, la sua famiglia. Lo sta dicendo in modo molto chiaro, e questo per me diventa una sorta di provocazione per noi, no? Perché noi tante volte parliamo dei giovani, o a volte parliamo non in modo pienamente corretto dei giovani, no? In cui diciamo i giovani in realtà stanno fermi, vogliono quasi le cose pronte. In realtà qui abbiamo un giovane che in modo aperto ci sta dicendo: ok, ma voi cosa mi offrite? Voi cosa mi state dando? Io quello che chiedo, ed è questa cosa importante, il diritto fondamentale a lavorare in modo dignitoso e a portarmi avanti. E questo è da stimare e da ascoltare, e qui secondo me si apre una grande questione, possiamo dire sociale e politica, attenta alle problematiche giovanili, alle sfide giovanili. E poi anche il fatto di questa foto, che potrebbe dire: ma che c'entra? C'entra con questa cosa del lavoro, della sua... No, perché un giovane che va oltre al discorso del profitto, della gratuità, ed è bellissimo cogliere l'attimo, perché penso che i giovani in qualche modo hanno questo desiderio di cogliere gli attimi importanti della vita che poi rimangono eterni. Ecco, quella foto rimarrà eterna, rimarrà lì, sempre scolpita come una cosa importante. Qui ci sono tante foto e tanti dettagli. Sì, queste sono foto appunto del quartiere, questa è sempre la foto di Antonino, sono foto che ci mostrano il quartiere San Cristoforo, Cappuccini, dove appunto Antonino ha vissuto, continua a vivere. Sono considerati dei quartieri difficili, questo è il Fortino, Cibali, Librino. Antonino le ha citate un po' tutti i quartieri più particolari di Catania, dove appunto è anche facile sbagliare strada, cadere nell'illegalità, nel guadagno facile. E invece Antonino ci dice: no, io voglio studiare, voglio lavorare, sto lavorando. Tu stai lavorando, ci sono momenti, nell'edilizia lo sappiamo, ci sono momenti in cui si prende un appalto, un lavoro, poi si sta fermi un pochino, poi si ritorna anche si ritorna a lavorare. Però ecco, questi sono spaccati proprio della nostra, di Catania, le panchine, un po' di degrado. Insomma, i ragazzi hanno cercato di cogliere quello che li impressionava di più. Facciamo una brevissima pausa, poi continueremo a parlare e a conoscere Antonino. A tra poco. Ecco, ci stiamo parlando con Antonino Nicosia, un ragazzo volenterosissimo, un ragazzo cresciuto nel quartiere dei Cappuccini, poi si è spostato a San Cristoforo, a Cibali, insomma tutti i quartieri più considerati difficili di Catania. Ci sta spiegando della sua voglia, del suo impegno nel lavoro, la voglia appunto di emanciparsi, di andare avanti, ma anche di tornare tra i libri di scuola per specializzarsi ancora di più, e poi è questo desiderio di lasciare proprio l'Italia, perché gli sta stretto questo paese. Antonino, ma tu hai sentito a volte, come dire, il peso del giudizio perché magari abiti o hai abitato in quartieri particolari di Catania, oppure questo non ti ha mai pesato? Onestamente, essendo cresciuto in quartieri, diciamo, di quotidiano degrado, è facile cadere in pregiudizi. Quindi magari arrivi a quella persona un po' più grande: ah, tu sei cresciuto in questo quartiere, quindi sei una persona cattiva. Non vuol dire perché sei cresciuto in un quartiere automaticamente sei come tutti gli altri di quel quartiere. Tu puoi fare delle distinzioni e dire:
conosco quella persona e poi magari posso dare un giudizio a quella persona finale. Però, siccome lo sappiamo benissimo, no? Oggi è facile cadere in pregiudizi stupidi che portano poi anche a offendere magari una persona senza motivo. Ma Tu hai frequentato Casa Betania, che è proprio un'associazione dei Cappuccini, proprio nel quartiere Cappuccini di Catania. E tu lì hai fatto dopo scuola, insomma sei cresciuto, l'hai frequentato come associazione. Ora tu ti impegni però in questa associazione. io sono entrato in Casa Betania come bambino, che facevo dopo scuola e Grest durante inverno e estate, e oggi sono uno dei volontari che aiuta a fare i compiti, o comunque in estate mantiene come animatore il Grest. Quindi sì, diciamo che sono passato da essere l'aiutato a essere l'aiutante principale. Certo, perché quello che hai ricevuto in questa struttura, diciamo, lo stai volendo continuare con quelli che sono più piccoli. Con il nostro passato. Quindi oggi ero il passato, domani sarò il presente. E oggi sono il presente, fortunatamente. Certo, sei il presente per tanti bambini. Quindi Antonino veramente è un ragazzo pieno di risorse. Esatto, Ha fatto il corso di fotografia, ha partecipato alla mostra, lavora nell'edilizia, ma vuole tornare a scuola per specializzarsi, fa dopo scuola i ragazzini più piccoli. E soprattutto in questo studio sta trasmettendo un insegnamento che sembra banale, sembra ovvio, ma ovvio non è. E cioè, tu una persona la conosci perché la frequenti, perché ci stai, perché ci parli, perché ti relazioni. Non ha senso, e lui l'ha detto, non ha senso perché quel ragazzo, quel giovane o quei giovani provengono da quel quartiere che purtroppo è ghettizzato, dunque quei ragazzi sono così. Lui dice in modo aperto: aspetta, prima conoscimi. Lui giustamente sperimenta sulla sua carne e sulla sua pelle i pregiudizi, e che chiaramente lo feriscono, gli danno fastidio, gli fanno del male, però lui reagisce in modo positivo. Va bene, ok, pensate questo di me, non mi importa, io ho chiaro la mia strada, io ho chiaro dove voglio andare e quello che voglio fare. E poi l'altra cosa importante è il fatto che lui, e l'ha detto, da aiutato sono diventato aiutante. E qui ritorna, secondo me, un principio che ho visto in tantissimi giovani. Quanti ragazzi sperimentano la bellezza dell'aiuto, la bellezza di un servizio, loro stesso si mettono in gioco, perché chi più di lui capisce ragazzi come lui di cosa hanno bisogno. E quindi di questo io ringrazio senza mezzi termini Antonino per quanto ci sta trasmettendo in questo studio. Antonino, tu hai detto una cosa all'inizio di questa trasmissione: i miei genitori non se lo sarebbero mai meritato che io deviassi, andassi a rubare, a spacciare, cosa che magari tanti coetanei tuoi fanno o hanno fatto. Sei molto legato alla tua famiglia. Sì, la mia famiglia è la mia colonna portante. Per me la famiglia è la base di tutto. Quello che parte da tutto il resto, quindi che sia lo studio, che sia il lavoro, che sia la fidanzata, che sia... Se prima non c'è un amore familiare che ti aiuta e ti sostiene da quando tu sei bambino, non hai niente, secondo me. Quindi, avendo avuto sempre i miei genitori, mia mamma e mio padre in primis, molto vicini a me, non mi hanno mai lasciato da solo, abbandonato, anzi sono state anche persone molto presenti nella mia vita, per i vari possibilmente traguardi raggiunti con lo studio, traguardi raggiunti col lavoro, con lo sport, perché sono un ragazzo abbastanza che gli piaceva lo sport. Quando hai una famiglia dietro le spalle che ti segue, ti aiuta e ti ama, cosa hai più di bisogno? Niente, secondo me. La tua ricchezza è la tua famiglia. Esatto. Sei tu, hai anche altri fratelli, Sì. sorelle? Ho un fratello di 15 anni, di 18 anni e una sorella di 15. Quindi siete 3 figli. Sì. Sono legato anche a loro particolarmente. Certo. Però i tuoi genitori, diciamo, per te sono stati sempre da esempio? I miei esempi, proprio le mie colonne portanti. La mia spalla a destra e la mia spalla a sinistra. Mia mamma e mio papà, semplicemente. Quindi ritorniamo ancora una volta al discorso della famiglia, cioè se vogliamo
forse rinnovare la società, vogliamo rinnovare i nostri quartieri, le nostre città, bisogna probabilmente partire dalla famiglia. La famiglia, giustamente, ed è bellissimo che dice, la mia ricchezza è il mio tutto. Ed è bello che ne parla sia nei confronti dei genitori, ma anche nei confronti del fratello e la sorella, no? C'è questo unico corpo, no? Quindi questa sua forza interiore, questa sua serenità, questo suo slancio, questa sua vitalità, questo suo sentirsi come una catapulta, questo trampolino che va lontano, è perché sa che dietro c'è la famiglia. Quindi forse il lavoro più importante che la Chiesa, la società, ma tutte le agenzie che sono in primis chiamate in causa, quello di promuovere il bene della famiglia, cioè dando alla famiglia di essere famiglia. Abbiamo dei giovani come Antonino che, pur essendo in un quartiere in cui pensiamo potrà mai venire qualcosa di buono da questo quartiere, ma lo stesso si diceva anche di Gesù, potrà mai venire qualcosa di buono da Betlem, e in realtà Antonino è un fiore, un germoglio bellissimo che mostra la bellezza di un giovane che della sua vita vuole fare un capolavoro straordinario. E in fondo potrei dire quella foto, che è un mini capolavoro, forse rivela il capolavoro che è lui nel cercare di cogliere il massimo di se stessi. E forse non è un caso, Antonino, che tu, fra tante foto, e poi è stata anche scelta per questa mostra, hai fotografato una porta. Forse esprime anche in parte il tuo desiderio di andare via. Tu hai detto: io qui lavoro, mi impegno. Ecco, questa è sempre la tua foto, la foto che è stata selezionata per questa mostra della Caritas, un progetto nazionale. La mostra è ancora visitabile al Museo Diocesano di Catania. Dicevo, tu qui ti impegni, lavori, però non ti senti pienamente realizzato, e allora sogni di lasciare addirittura l'Italia. Ecco, come te la immagini questa ipotetica città in cui magari vorresti andare? Ecco, cosa pensi di trovare, a parte il lavoro retribuito in maniera adeguata? Ecco, cosa rimpiangeresti di Catania, della tua città, e cosa speri o sogni di trovare al di là del lavoro in queste città? Giustamente, quando tu abbandoni la terra dove sei cresciuto, parte già difficile come discorso, perché qua lasci amici, lasci parenti, lasci tutto, e parti alla speranza di poter trovare qualcosa di migliore rispetto a qui, che possibilmente la puoi anche trovare, però poi avrai sempre quel vuoto dentro, che ti mancherà sempre quella parte di terra che comunque ti ha fatto crescere, ti ha fatto vivere, e queste sono le cose che mancheranno, no? Gli amici. E se volessi lasciare un messaggio, un cartello scritto su un muro, insomma, una frase, non senza sporcare i muri ovviamente, No. Comunque, se volessi lasciare un messaggio ai tuoi amici, a qualcuno, insomma, ai tuoi coetanei che restano invece a Catania, nel quartiere dove sei nato e cresciuto, cosa vorresti scrivere? Fate di più di quello che fate, credete, lottate, fate di tutto per migliorare voi stessi, di tutto, giorno e notte. Dovete essere ossessionati dal pensiero di poter migliorare, perché non c'è niente che magari puoi dire io ho meno di qualcun altro, non sei meno a nessuno, quindi lotta, credi in te stesso e arriva ai tuoi traguardi, tutti i giorni. Questo è l'unico messaggio che secondo me è giusto da mandare ai ragazzi di oggi. E questo è il messaggio che veramente Antonino lancia in questo momento a tutti i ragazzi che in questo momento ci stanno vedendo e ascoltando. Sì, e lo dice non solo come augurio, che è già una cosa importante, ma lo dice perché lui lo percepisce possibile, reale, anche perché dice: ci sto lavorando anch'io, io nella mia vita ci sto mettendo la mia carne, la mia pelle, il mio cuore, quindi come io, anche voi, anche per voi è possibile. E poi anche bello poco fa quanto ha detto, perché uno pensa, va bene, lui lascia l'Italia, se ne va lontano, ma lui sa bene che è un taglio,
cioè lasciare le proprie radici, le proprie origini. Non è uno che con facilità va a cercare una vita migliore e ciò che lascia quasi quasi lo azzera. No, no, solo le sue radici. E in fondo questa porta, che è una porta aperta, mi fa pensare a una cosa importante, perché la porta aperta è aperta perché lui vuole attraversare questa porta e muoversi e andare lontano. Ma il fatto che rimane aperta significa che quelle radici rimangono sempre lui, può sempre ritornare, non c'è un azzeramento, anche perché le porte servono sia per entrare che per uscire. Quindi una sorta di uscita ma di un rientrare, quindi forse, ripeto non lo so, questo lo scoprirà Antonino poi nella sua vita, quella porta forse rappresenta o rappresenterà ancora meglio il suo futuro e la sua storia, di un ragazzo che è andato lontano, che con questa porta aperta è volato lontano, ma quella porta rimane sempre aperta perché lui può sempre ritornare e fare memoria lì dove ha messo le basi per la sua storia. E di questo lo ringrazio. Però Don Buco lo sappiamo anche che a volte la vita sorprende, per cui chissà che Antonino invece non resti qui e non trovi un lavoro che lo soddisfi. Tutto è possibile. Certo, certo. Sarebbe una cosa ottima anche per me stesso. Ma sai Antonino, tu ce lo racconterai perché tornerai e ci dirai ho fatto questo, questi sono stati i miei obiettivi, li ho raggiunti e poi ci dirai se veramente sei andato via. Con tanto piacere, anzi tornerei. Ci racconterai la tua vita all'estero oppure ci racconterai e dirai dopo questa trasmissione, la trasmissione mi ha portato fortuna per cui adesso invece ho trovato un lavoro che mi soddisfa e che niente. Ho deciso di rimanere a Catania. Ho deciso di rimanere a Catania. Chi lo sa? Non lo sappiamo. Si dice non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Esatto. E Dio provvede più di quello che noi osiamo immaginare, pensare o sognare. Esatto. Grazie Antonino per essere stato qui con noi, grazie come sempre a Don Bucolo. E Grazie a voi in primis. Grazie, grazie. Grazie della tua presenza, grazie alla regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.